Allora, consiglieri, possiamo iniziare? Intanto buonasera a tutti, ai consiglieri, ai fanti che vedo numerosi, al pubblico che ci segue da qui, dalla sala consigliare e da casa. In riunione di capigruppo non ci sono state particolari osservazioni, se non l'adesione a una richiesta dell'assessore Costa di anticipare il punto 9, che penso che occuperà pochissimo spazio, al posto del punto 10, il manifesto sulle terre dell'acqua. Allora, la parola un attimo. No, l'appello, dottoressa Costalonga, prego. La nostra valorosa Daniela, un applauso. Allora, procediamo pure con l'appello. Botteon Adriano. Assente e giustificato. Carnelos Graziano. Costa Giulia. Non c'è ancora. Darè Gian Antonio. Darsie Caterina. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Assente giustificato. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Assente giustificato. Sonego Elisa. Presente. Tonon Roberto. E io non ci sono. Tocchet Silvano. Ci sono anch'io. Quindi riepilogando 2, 4, 6, 8, 10, 12 presenti. 12 presenti, 12 più 3, 15, 16, 17. Sì. Manca il consigliere da surrogare. Allora, intanto gli scrutatori, Dus, Darsie e Posocco, che accettano. Allora, passiamo subito al punto numero 1 all'ordine del giorno. Surroga consigliere comunale Alessandro De Bastiani. Ritengo, prima di darvi la parola, ritengo di dover intanto ringraziare il consigliere De Bastiani per quello che ha fatto sia nell'ambito del Consiglio Comunale che della quarta commissione. E a lui credo che vada il saluto e il ringraziamento di tutto il Consiglio Comunale. Io a questo punto vi darei la parola. Consigliere Dus. Sì. Prima facciamo la surroga o... No, se vuole. Okay. Prima della votazione possiamo... Va bene. Sì. Prego. No, intanto buonasera a tutti. Molto semplicemente ci tenevo anch'io a ringraziare il consigliere De Bastiani per il lavoro fatto prima come consigliere di minoranza e poi nel suo ruolo di consigliere di maggioranza, per l'impegno legato soprattutto alle tematiche ambientali e per il puntuale controllo in quello che era il giusto amministrare, e colgo l'occasione anche per dare il benvenuto, appena avremo votato, all'entrante consigliere comunale Silvia Criscuoli. Mi fa particolarmente piacere far presente anche che è un'altra donna che si unisce al gruppo di maggioranza, quindi credo sia un segnale molto positivo anche a livello politico. Grazie. Grazie consigliere Dus. Consigliere Darè. Sì, buonasera a tutti, un saluto naturalmente e un grazie al consigliere De Bastiani, anche se eravamo certamente in opposizione e quindi in contrapposizione, però penso che il lavoro svolto sia stato un lavoro proficuo di contrasto, ma soprattutto per costruire per questa nostra città, e quindi un grazie per il lavoro svolto assieme in questa tornata e anche in quella prima, e quindi
un buon lavoro e naturalmente un grazie e mi scuso se qualche volta sono stati anche molto duri, però fa parte del gioco, fa parte siamo in una comunità in cui tutti ci si conosce, ci si riconosce, rappresentiamo partiti diversi, elettorati diversi, ma con il bene unico della nostra grande città, con i colori rosso-blu. Grazie ancora per quello che abbiamo fatto insieme. Grazie, consigliere Darè. Consigliere Sant'Antonio. Sì, anche Forza Italia vuole ringraziare il consigliere e salutare il consigliere Sandro De Bastiani, che si è dimostrata sempre una persona corretta, leale e in questo periodo, e soprattutto secondo me di buon senso. Approfitto per salutare la nuova collega Silvia Criscuoli. Grazie. Grazie. E a questo punto io leggerei il punto numero 1 della delibera, mi sembra giusto. Allora, data per letta le premesse, il Consiglio Comunale delibera di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Alessandro De Bastiani con la candidata Criscuoli Silvia, nata a Udine e residente a Vittorio Veneto, che nella lista numero 19 Partito Democratico risulta la prima dei non eletti con una cifra individuale di numero 3.614 voti. Metto in votazione la presa d'atto. Favorevoli? Contrari? Non ci sono astenuti, quindi unanimità. A questo punto invito il consigliere Criscuoli Silvia ad accomodarsi. Prego. Consigliere, buonasera, benvenuta. I miei personali saluti, ma insomma a nome di tutto il Consiglio Comunale, se lei lo desidera, se desidera fare 2 parole di saluto, se riesce a si faccia aiutare le prime volte. Prego. Non si è acceso? Allora vediamo se è questo. Perfetto. Ok. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, agli assessori, al presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri. Forse come molti ho appreso con una certa sorpresa delle dimissioni del consigliere Alessandro De Bastiani e quindi dell'opportunità che mi si è presentata di entrare in Consiglio Comunale. Volevo salutare anch'io il consigliere uscente, di cui ho sempre apprezzato la serietà e la coerenza. Essendo la mia prima volta come consigliere comunale e complice anche il tempo relativamente breve che ci separa dalla fine della legislatura, ho deciso di cogliere al volo questa opportunità per fare questa esperienza. Non nascondo che naturalmente per motivi di lavoro e familiari sono stata tentata di rinunciare, ma poi mi ha spinto l'idea che dopo molti anni di militanza, insomma abbastanza attiva all'interno del mio partito, sarebbe stato importante avere un altro punto di vista rispetto al fare politica. Mi faceva piacere inoltre partecipare ai lavori del Consiglio Comunale e per questo metto a disposizione la mia esperienza di operatore culturale ad ampio raggio nelle questioni che per forza di cose sono più lontane dai miei interessi o dalle mie competenze. Mi metterò in ascolto e valuterò studiando le proposte su cui viene chiesto il mio parere. Grazie per l'attenzione, spero di poter collaborare effettivamente con i colleghi della maggioranza e della minoranza nell'idea che tutti siamo in quest'Aula al servizio dei nostri concittadini. Grazie. La ringrazio, consigliere Criscuoli. Consigliere Carnelos ha chiesto la parola. Sì, ho chiesto la parola dopo la formalizzazione della surroga e l'intento è quello innanzitutto di ringraziare il consigliere Criscuoli, dare il benvenuto mio e credo da parte di tutti e sottolineare una cosa che ha già detto il capogruppo, che è una bella cosa
che l'altra metà del cielo sia così numerosamente rappresentata in questo Consiglio Comunale. Credo di non sbagliarmi se dico che, almeno per quanto ho ricordi dell'ultimo ventennio, credo che mai ci siano state tante donne in Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. E sono convinto anche che queste donne, che così, ironia della sorte, appartengono tutta a una parte politica, sapranno sicuramente rappresentare la femminilità di tutte le donne vittoriesi e faranno anche da supplenti per quelle donne che il centrodestra non è riuscito a mandare in Consiglio Comunale. E per finire, credo sia di buon auspicio, proprio in tempi in cui si parla, si discorre solamente delle scarpette rosse che tante volte abbiamo ricordato e che la sensibilità del nostro assessore ha voluto in più volte sottolineare pubblicamente in questo Consiglio Comunale, aggiungere un'altra donna alle donne che già ci sono. Credo che almeno sotto questo punto di vista possa dire che la mia parte politica ha sensibilità per le donne, la mia parte politica non solo parla delle donne, ma le fa partecipare attivamente, con ruoli importanti, e se vedete sono esattamente la metà di quello che è il cosiddetto sesso forte, che non l'è affatto, è debole se non ha assieme le donne. Grazie Criscuoli e grazie alle altre consigliere e agli assessori. Grazie consigliere Carnelos. Ha chiesto la parola brevemente consigliere Fasan. La ringrazio Presidente. Volevo solo un cenno di saluto a Silvia Criscuoli, che conosco da parecchio tempo. Per chi non lo sapesse, anche la Presidentessa, si dice così, Presidente? Non sei più? Hai dato le dimissioni? Non lo sapevo. Comunque è stata Presidentessa del Comitato di Via Caprera, e se riesce a fare qui in Consiglio Comunale la metà delle cose che ha fatto in Via Caprera sarà un successo per tutti quanti. Grazie. Grazie consigliere Fasan. E prima di invitare qui con noi il rappresentante dei Fanti, la parola al sindaco Tonon. Grazie, buonasera. Era per ringraziare i Fanti che sono con noi questa sera, anche fra il pubblico, per presentare quello che è il loro raduno nazionale, che per noi costituisce la prima tappa di una serie, perché saranno 6 quest'anno, il primo appunto a fine maggio, saranno 6 in quest'anno del centenario. Sarà un anno, come abbiamo già detto, molto impegnativo per tutti noi, anche per la città, perché inevitabilmente arrivando, come è presumibile, qualche decina di migliaia di persone, potrà crearsi qualche disagio, ma la proverbiale e consueta bonomia vittoriese credo che supplirà a qualsiasi tipo di disagio. Anzi, la città, ne sono convinto, l'abbiamo visto già con le prime manifestazioni che hanno visto arrivare in città migliaia di persone, per esempio a marzo la maratona, anche fra gli organizzatori c'era anche il collega Posocco. Abbiamo visto che arrivando migliaia di persone la città le ha accolte con molta simpatia, e anzi i riscontri anche gli ultimi arrivati oggi via mail sulle bellezze e sulla capacità di accogliere della nostra città ci sono state sottolineate da molte altre regioni italiane. Quindi un benvenuto ai Fanti, e invito il maresciallo Cadeddu, il colonnello Cadeddu, chiedo scusa, ad accomodarsi. Grazie. Prego colonnello, si accomodi pure. Qui. Prego, lei
seduto meglio. Prego. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori assessori, signori consiglieri, la Presidenza nazionale dell'Associazione del Fante, mio tramite, ringrazia questo rispettabile alto consesso cittadino per l'attenzione posta al 34esimo raduno nazionale dell'Associazione di previsto svolgimento dal 23 al 27 maggio prossimo venturo. Come ho avuto occasione di dire, il raduno nella città della Vittoria rappresenta per noi lo scioglimento di un voto fatto il 2 novembre 1968 dal presidente nazionale dell'associazione a Re di Puglia, davanti ai gloriosi 100.000 caduti, tra cui voglio ricordare Alberto Riva Villasanta, medaglia d'oro a soli 19 anni, e visto che abbiamo parlato di donne, Margherita Kaiser Parodi, infermiera volontaria della Croce Rossa, morta a soli 22 anni. Con questo raduno l'associazione intende simbolicamente portare a Vittorio Veneto, che rappresentava per i combattenti la terra promessa, i 359.312 fanti caduti prima della conclusione del conflitto. Il programma di massima di questo nostro raduno prevede che il 23 maggio, vigilia della festa della fanteria, 2 delegazioni si rechino ai sacrari del Monte Grappia di Re di Puglia per rendere gli onori ai caduti che lì sono sepolti. Da Cimagrappa poi, al termine della cerimonia, un gruppo di fanti partirà per il cosiddetto pellegrinaggio, che ricordando le orme degli eroi muoverà per Vittorio Veneto percorrendo la dorsale del Monte Valdaroa, l'Alta Via degli Eroi, per poi scendere ad Alano di Piave e di qui, costeggiando il fiume sacro, toccare Nervesa della Battaglia. Il giorno 24, festa dell'Arma di Fanteria, questo gruppo di fanti partito dal Grappa toccherà anche il cimitero austro-ungarico di Quero, il cimitero francese di Pederoba, l'isola dei morti a Moriago, il cimitero britannico di Giavera e quindi il sacrario di Nervesa. Presso ogni luogo simbolo verrà deposto un omaggio floreale. Alle 20:30 sul piazzale del sacrario di Nervesa il coro Valcavasia darà vita allo spettacolo dal titolo «Non prendete dal passato le ceneri, ma il fuoco». A Vittorio Veneto invece alle ore 18 sarà tenuta una conferenza in biblioteca sulla figura del deputato del collegio elettorale vittoriese Brandolino Brandolini D'Adda, unico parlamentare italiano che, esonerato dal servizio militare, partì volontario ed è morto in guerra. Il 25 maggio il pellegrinaggio partito dal Monte Grappa farà il suo ingresso a Vittorio Veneto. Alle ore 20:30 dal centro storico di Serravalle prenderà via una camminata di tipo teatrale che giungerà sino a Piazza del Popolo e durante questa camminata sono previste soste con brevi ma significative rappresentazioni sceniche seguendo un testo predisposto dalla scrittrice Norma Follina che ne curerà anche la regia. Questo gruppo di attori di strada si fermerà davanti ai palazzi e alle località più significative riferite alla Prima Guerra Mondiale. Il giorno 26 presso l'Aula Civica, grazie alla squisita sensibilità di questo Consiglio Comunale, avrà luogo la consegna delle cittadinanze onorarie alle unità di fanteria in vita e che meritarono alle bandiere la medaglia d'oro al valor militare. L'Associazione del Fante, mio tramite, è riconoscente al Consiglio. Alle ore 10, al termine della seduta del Consiglio Comunale, da Piazza Giovanni Paolo muoveranno delle delegazioni per i sacrari di Nervesa della Battaglia e di Fagarè, dove anche lì saranno deposte corone per i caduti. Alle 15:30, con l'alzabandiera solenne in Piazza del Popolo, avverrà l'apertura ufficiale del raduno.
Al termine, verosimilmente verso le ore 16, sui gradini del municipio, Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Pizziolo celebrerà la Santa Messa al campo in memoria dei caduti. Alle 17, inaugurazione e benedizione da parte sempre di Sua Eminenza Monsignor Pizziolo della struttura commemorativa realizzata per ricordare i nostri caduti, che sono anche i nostri eroi. E su questa struttura commemorativa mi riservo di tornare fra un po'. Alle 20:30 la serata si chiuderà con un concerto al Teatro da Ponte, concerto fatto con musiche militari e letture di lettere dal fronte. Il giorno 27 maggio sarà la data clou della manifestazione. Tra le ore 7 e le 9 avrà luogo a Serravalle l'ammassamento dei radunisti, della formazione militare e dei simboli regionali e delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare, invitate a partecipare. A questo proposito preciso che l'associazione ha invitato le regioni e le città che hanno dato nome alle nostre brigate di fanteria. Per noi era un obbligo invitarle. Vedremo quanti parteciperanno, considerato che per farlo le comunità dovranno sostenere anche delle risorse che non sempre sono disponibili. Lo sfilamento partirà al termine dei discorsi di saluto muovendo da Piazza Foro Boario e per via Cavour e Viale della Vittoria sino a via Rismondo. Per questa via raggiungerà la via Divisione Nannetti, la piazza Medaglie d'Oro, dove davanti alla struttura commemorativa terminerà lo sfilamento. Al termine dello sfilamento il sindaco di Vittorio Veneto e il presidente provinciale dell'Associazione del Fante davanti alle autorità passeranno la bandiera dei raduni al sindaco di Bergamo, che ospiterà nel 2020 il 35° raduno nazionale. Di seguito avrà luogo la Maina Bandiera solenne che sancirà la conclusione del raduno, che è prevista tra le 13 e le 13:30. Mi consenta ancora, signor Sindaco, di dire poche parole che hanno alcuni riflessi sul raduno nazionale. Intendo chiarire alcuni aspetti connessi con la struttura commemorativa, che in molti hanno inteso come monumento. No, si tratta di una struttura commemorativa che non è stata realizzata in ferro Ruzzini, ma in acciaio Corten, la cui caratteristica è proprio quella del colore simile alla ruggine, che è invece una patina naturale e conservativa, come molti professionisti qui presenti potranno confermare. Dispiace constatare come tanti intellettuali e opinionisti non siano stati in grado di comprendere la differenza tra un monumento che risponde anche a canoni estetici a una struttura commemorativa che deve solo avere un valore simbolico. Perché l'acciaio Corten? Perché il suo colore richiama il colore della terra impastata dal sangue dei nostri caduti. Le 116 canne che rappresentano le 116 brigate di fanteria hanno altezza variabile in relazione alle perdite subite. Non poggiano su alcun basamento, ma spuntano dalla terra dentro la quale i nostri soldati hanno vissuto e sono balzati all'assalto quando le circostanze lo hanno richiesto. La punta di queste canne è spezzata, come è stata spezzata la loro vita. Ritengo normale che le cose possano piacere o non piacere, ma usare certa terminologia offensiva alla memoria dei nostri caduti non deve essere concesso a nessuno. Le strutture che ricordano i nostri caduti debbono essere considerate come veri e propri monumenti funebri, come quelli realizzati nelle aree cimiteriali. L'Italia ha avuto centinaia e centinaia di migliaia di caduti cui la morte ha tolto, oltre la vita, anche un nome, e per loro non c'è un luogo dove deporre un fiore,
Per loro resta solo il ricordo, la memoria. Nella libertà individuale di apprezzare o meno una struttura si lascia a noi la soddisfazione di aver cura dei nostri caduti, senza vilipenderli per aver fatto il dovere che gli era stato chiesto. Quello che ho ritenuto e ritengo non degno è l'aver valutato la struttura, riporto tra virgolette, come non gradita rispetto al precedente impiego dello stesso spazio pubblico. È stato come uccidere una seconda volta quei 359.312 caduti, che noi invece intendiamo ricordare. Concludendo, vorrei partecipare a questo alto consesso che l'associazione ha designato una signora vittoriese quale madrina della struttura. Si tratta della signora Lidia Talin Indaros, figlia del compianto professore Enrico Talin, preside del liceo, tenente di fanteria decorato al valor militare, vice sindaco di Vittorio Veneto e primo presidente nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. E prima di lasciare questo consesso mi permetta ancora, a nome della famiglia di Salvador Guerrino, di lasciarle, signor Sindaco, perché arricchisca la dotazione del nostro museo, questa velina dell'agenzia di guerra Stefani, datata 1 novembre 1918, che riguarda le operazioni sull'altipiano di Asiago e la pianura friulana. Particolare interessante è la parte in cui è scritto che la seconda divisione di cavalleria ha liberato Meduna di Livenza. Ed è importante per noi perché la seconda divisione di cavalleria era partita da Sant'Andrea. Signor Sindaco, io ho terminato, ma sono pronto a rispondere a qualsiasi chiarimento volesse. Questo è l'originale, ma qui siamo riusciti a fotografare. Grazie Colonnello Cadeddu, a nome mio personale e di tutto il Consiglio do la parola per dei brevi interventi ai consiglieri. Consigliere Carnelos, la prego. Grazie Colonnello Cadeddu. Credo sia da parte mia e da parte di tutti doveroso questo grazie che viene dal cuore. Ringraziando lei vorrei ringraziare ogni Fante d'Italia, ringraziando lei vorrei ringraziare il presidente della sua associazione per aver scelto Vittorio Veneto come luogo per il vostro raduno nazionale. Grazie Colonnello Cadeddu per, io lo chiamo ancora monumento, che è un qualcosa di grande. Io non l'ho visto, ma per me è bello e davvero ha indignato anche me, quei soloni che si credono Zevi o Argan, che sputano sentenze, ed è il frutto avvelenato di questo tempo in cui quel maledetto Beb riceve tutto e tutti o molti si sentono autorizzati a gettare veleno come vipere su tutto e su tutti, senza pensare una cosa: per me è bello perché è un dono. Forse sono vecchio, forse sono romantico, ma mi hanno insegnato che il dono, che i doni sono ciò che di più caro si deve avere. E qui si è sputato, qualcuno ha sputato anche sui doni, senza pensare poi cosa rappresentavano. Vedete, a me piacerebbe che dalle aule rappresentative, a basso, ad alto livello che siano, cominciasse davvero una rivincita morale contro
chi è contro tutto. E lo vedete, mi piace, te le faccine, quello è diventato il modo di comunicare. Io mi ribello a una cosa del genere. Mi piacerebbe che dicessimo forte e chiaro che quelle persone devono solo vergognarsi. In un'epoca in cui quegli infernali congegni non c'erano, quantomeno c'era la vergogna vis-à-vis di certe cose non dirle. Oppure si diceva, beh, c'è qualche matto in osteria. Oggi invece è un'invasione su tutto e su tutti. E allora ecco, forte e chiaro ancora il mio grazie, perché quella struttura in una piazza che si chiama Medaglie d'Oro trova la sua collocazione ideale, e soprattutto perché nasce dalla passione di un'associazione, nasce da un ricordo di tempi passati che hanno forgiato la nostra Italia, e permettetemi, il fatto che quel ricordo, questo centenario, se ci pensate, è il coronamento del nostro risorgimento. L'Italia unita, che con quel sangue versato è diventata realtà per le generazioni che sono venute dopo, per la mia, per le nostre generazioni. Grazie, grazie ancora. Grazie consigliere Carneros. Consigliere Darè. Sì, un grazie e un saluto naturalmente al nostro carissimo Cadeddu, che diciamo ha veramente il lavoro straordinario che è stato fatto proprio a memoria di tutti i caduti. Mi ricordo che da sindaco, quando i primi avamposti del Consiglio nazionale dei Fanti è venuto a trovarmi per chiedere appunto di fare il raduno nazionale, ed è stata la prima associazione d'Arma che effettivamente è arrivata a Vittorio Veneto, quindi con piacere si arriva così alla conclusione di ricordare tutti questi giovani, anche perché, ripeto e ricordo, il nonno ragazzo del 99 ha combattuto sulla riva del Piave, e quindi a maggior ragione questo è un tributo che viene dato dalla città di Vittorio Veneto, per la quale Vittorio Veneto è conosciuto in tutta Italia. Non c'è piazza, non c'è una via che in un paese non sia ricordata la nostra città, e quindi questo credo sia un valore che la nostra città sia così, si fregia, ma di un valore con tantissimi caduti, questi giovani morti, diciamo, per questa Italia che doveva nascere, che doveva svilupparsi. Una città che ieri abbiamo festeggiato, l'altro ieri il 25 aprile, 2 guerre mondiali sono passate su questa città. Forse è per questo che siamo forti e fieri e anche un po' bellicosi. Benvenuti ai Fanti, grazie comunque per quello che lei ha fatto per noi, per la nostra città. Ne siamo immensamente grati. Grazie consigliere Darè. Ringrazio delle belle parole che sono state espresse all'associazione dei Fanti. Io ho il duplice dovere di farlo, un po' perché sono Fante, ma un po' anche perché sono cittadino di Vittorio Veneto da quasi 50 anni, quindi non posso essere estraneo alla vita della città. Grazie e buonasera a tutti. Grazie colonnello, aspetti un attimo. No, ma
Vabbè, no, ha concluso. Volevo semplicemente unirmi anch'io ai ringraziamenti di tutto il gruppo consigliare, anche per l'insegnamento che i Fanti stanno lasciando alla nostra città, anche per quelli della mia generazione. Un insegnamento che fa ricordare quali sono i nostri doveri. Molto spesso noi rivendichiamo i nostri diritti e troppo spesso ci dimentichiamo dei nostri doveri, e uno di questi doveri credo sia senz'altro quello di ringraziare le persone che hanno dato la vita per la nostra patria. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Consigliere Posocco. Sì, Colonnello Cadeddu, grazie veramente. Grazie ai più di 359.000 Fanti che hanno combattuto per la nostra patria, che sono caduti per la nostra patria, ragazzi con i valori più alti come la fede, il coraggio, la fraternità, l'amicizia e l'amore appunto per la propria patria. E quindi anch'io mi unisco ai ringraziamenti dei miei colleghi. Consigliere Carnelos ha ragione, mi accodo alle sue parole con un piccolo appunto. Moravia diceva che quando le informazioni mancano le voci crescono. In questo senso dobbiamo fare un mea culpa come consiglieri, come amministrazione, dobbiamo cercare di trasmettere all'esterno in maniera forte più informazioni, perché secondo me tanti di quelli che hanno scritto in modo becero non l'avrebbero fatto se magari le informazioni di questa sera fossero state date un po' prima. Grazie ancora, Colonnello. Grazie, consigliere Posocco. La sua osservazione forse è giusta, quindi ne terremo sicuramente, io personalmente ne terrò conto. Consigliere Fasan. Sì, non posso fare due parole per il mio comandante. Io posso chiamarlo comandante perché quando ho fatto il militare lui aveva qualche grado qui alla caserma Gotti. Volevo dirgli solo che non deve rammaricarsi, amareggiarsi, quasi commuoversi per quello che è stato scritto, perché fa pensare che 359.000 ragazzi giovani sono morti, qualche decina di imbecilli su Facebook ha espresso un'opinione che, se facciamo il confronto fra quelli i 359.000 e i 20 personaggi, non valeva nemmeno la pena dare grande importanza. Comunque la ringrazio, comandante, della serata. Salve. Grazie, consigliere. Colonnello Cadeddu, se posso, prima sì. C'è il sindaco. No, non so se servirà a consolarla, ma saranno di gran lunga superiori alle mie parole gli apprezzamenti che sicuramente verranno dai nostri cittadini e non solo, ma mi è stato riferito che 50 anni fa, quando hanno cominciato l'installazione del Museo del Mur, che sappiamo tutti quanto sia apprezzato, qualcuno disse: io scaricare un camion de fare Ruzzeni. Quindi se l'accostamento è questo, ben venga il vostro dono. Grazie ancora. Grazie. Grazie Presidente. Grazie. Sì, infatti il problema non era il posto, l'ho già detto ai giornali, basta. Punto numero 3, velocemente, punto numero 3 all'ordine del giorno. Comunicazioni. Le prime credo riguardano l'assessore Turchetto, prego. Beh sì, abbiamo allora preparato una serie di comunicazioni veloci sulla conclusione di alcuni lavori che si sono appunto conclusi in questo periodo. Allora, presso il Palazzo delle Poste di Piazza Medaglie d'Oro sono stati effettuati una serie di lavori che hanno fatto sì che si attivassero sui due piani, il primo e il terzo, la sede degli uffici degli istituti comprensivi della nostra città, e quindi a conclusione di questi lavori si sono insediati appunto questi uffici
Abbiamo quindi riattivato assieme al Fab Lab che si è andato a situare al secondo piano di Palazzo delle Poste, e abbiamo riattivato appunto tutta la palazzina, e ci sono circa una trentina di nuovi posti di lavoro che sono qui collocati quindi in centro città. Ecco, poi ci sono stati i lavori di asfaltature, sostanzialmente chiamati di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana, che hanno riguardato la zona industriale, principalmente Viale Vittorio Emanuele, che è stato tutto rifatto, e anche Viale del Cansiglio, appunto, come si può vedere dalle foto. Poi abbiamo concluso proprio in questi giorni i lavori di sistemazione del parcheggio presso l'uscita autostradale di Vittorio Veneto Sud, che erano stati richiesti appunto da il consigliere Posocco in particolare, ma che insomma noi avevamo previsto fin dall'inizio. Mi ricordo la primissima, forse quarta commissione consigliare con il consigliere Fasan, che esprimeva la sua soddisfazione perché avevamo inserito questi lavori che anche lui apprezzava. Insomma, ecco, quindi si sono conclusi con una nuova illuminazione pubblica, una nuova asfaltatura, la realizzazione della raccolta acque meteoriche, il disegno degli stalli e la posa delle coordinate per la delimitazione delle aree verdi. Grazie, assessore Uliana. Ecco, allora io rispondo a quanto ha detto il consigliere Posocco. Effettivamente l'idea è quella di comunicare il più possibile tutti gli eventi che verranno fatti in città, in modo che si sappia è proprio quello che accade. Proprio per questo la mia comunicazione vuole sottolineare e spiegare a voi e anche alla città quello che da adesso in poi accadrà. Diciamo che i due eventi fondamentali con un grande valore simbolico che hanno aperto e avviato il programma del centenario, che si concluderà fra 8 mesi a novembre, sono stati il concerto dal titolo Eroi sono quelli che costruiscono la pace al Teatro da Ponte e l'inaugurazione della mostra ospiti in Pinacoteca nella nostra galleria di Villa Croce. All'interno di questa galleria sono ora esposti 4 oggetti, reperti romani del I secolo avanti Cristo e d.C., che ci sono stati prestati dal MAN, il Museo Archeologico di Napoli, e che inaugurano un evento, uno dei 3 eventi che animeranno la nostra galleria civica, puntando la riflessione in particolar modo sul concetto, che poi è quello dello slogan che noi abbiamo dato a tutta la manifestazione, di scoppia la pace. Il titolo infatti è la Pax Romana e si riferisce a quello che è lo sviluppo dell'iconografia nel periodo augusteo, quando si conclusero le guerre civili. È una mostra che vale veramente la pena di essere vista, anche perché, come potete notare, è stata portata da Napoli una scultura di 2 metri che rappresenta la Concordia Augusta, di grande valore perché è un reperto che proviene da Pompei. Un'altra comunicazione che mi fa piacere fare è quella che riguarda l'attribuzione di un premio che Vittorio Veneto, la biblioteca di Vittorio Veneto, in quanto capofila del sistema bibliotecario del Vittoriese, è riuscita ad ottenere. È un premio che riconosce la creatività, l'impegno nella promozione della lettura fra i più piccoli. Noi eravamo tra i 182 candidati, abbiamo vinto il primo premio per la sezione Rete di Libri. Con questa motivazione: si premia un progetto ricco e articolato, diffuso su una rete capillare e integrata, volto a promuovere la lettura sin dal periodo prenatale. E il nostro partner istituzionale in questo progetto è stato l'ULS 2 della Marca Trevigiana.
Altro evento che noi avremo e ospiteremo in città a breve, dal 2 maggio fino al 5, sabato 5 maggio, è la tradizionale manifestazione della Vittorio Veneto Film Festival, che vedrà a Vittorio Veneto giungere anche registi che parleranno e comunicheranno soprattutto alle giovani generazioni e alle scuole quelli che sono i contenuti sviluppati nei loro film. Anche qui ci sarà una sezione dedicata alla Grande Guerra. Ci sarà poi il tradizionale appuntamento con il concorso corale, preceduto da Aspettando il corale, al quale partecipano quest'anno eccezionalmente 17 cori, il 19 e 5, 6, 12 e 13 maggio, e questi daranno il loro contributo in via del tutto gratuito a aprire quella che è la rassegna, il 19 invece 20 maggio presso il Teatro da Ponte, del 52esimo concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. A questo proposito, quest'anno il concorso rientra all'interno del programma di manifestazioni previste per la celebrazione del centenario di conclusione della Grande Guerra, e quindi viene arricchito di nuove categorie di premi speciali. Ci sarà una nuova categoria che è la competizione sulle polifonie sacre, che avrà luogo nella Pieve di Sant'Andrea, e poi ci sarà il palio corale delle regioni, un'altra novità assoluta di quest'anno, dedicato alla figura di Brandolino Brandolini D'Adda, di cui parlavamo anche prima. Sempre dedicato a questa figura di Brandolino Brandolini D'Adda ci sarà il 2 giugno, finanziato dal MIBACT, nel nostro Teatro da Ponte, un concerto con l'Orchestra Radio Veneto 1. Oltre a questo abbiamo anche il 5 di maggio una visita guidata alla città di Vittorio Veneto, organizzata da Sintesi e Cultura, che percorre quella che è una sorta di mostra all'aperto che tutti quanti voi avrete visto in questi giorni, e che ha l'obiettivo, attraverso dei pannelli illustrativi, di far comprendere quella che era la situazione della città nell'anno dell'occupazione, in particolare con riferimento agli edifici che hanno avuto un ruolo importante in quel contesto e in quel periodo. Poi dal 19 maggio a Palazzo Todesco, in occasione del raduno degli Alpini, ci saranno 3 mostre, una dedicata ad Alessandro Tandura, poi la personale di un artista che lavora assemblando materiale bellico, e una mostra su antiche mappe, patrie e popoli d'Europa, dalle comune radici al comune destino della Grande Guerra. Ecco, come vedete è un programma intenso, nutrito, quello che apre questo mese, che continuerà fino a novembre, con l'auspicio che tutti quanti voi e anche la città partecipi e fruisca di queste occasioni significative e importanti. Grazie. Grazie Assessore Oliana. Assessore Denardi, prego. Sì, sempre per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra, ricordo a tutti che domani a Vittorio Veneto ci sarà una gara nazionale di orienteering, e particolarità direi quasi straordinaria per la nostra città, ci sarà anche la riunione del Comitato Internazionale di Orienteering, che dovrà assumere delle particolari importanti decisioni per il futuro di questo sport, e che si svolgerà proprio in municipio. L'assessore Costa è già pronto domani mattina ad aprire le porte a questo comitato internazionale, che si riunirà non solo fisicamente, perché parte dei suoi componenti saranno presenti via Skype, quindi in videoconferenza addirittura dall'Australia. E il 12 di maggio sapete che i bersaglieri non svolgono il loro raduno nazionale a Vittorio Veneto, ma nella vicinissima città di San Donà. Il 12 maggio, quindi la sera prima della sfilata del raduno nazionale, hanno comunque voluto fare un omaggio alla città di Vittorio Veneto, e la fanfara Scattini, che è considerata
tra le fanfare dei bersaglieri la più rinomata e la più amata, tanto da essersi esibita anche all'estero, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia. Verrà a Vittorio Veneto e sul palco allestito davanti al municipio farà un'esibizione alla sera alle ore 21, ovviamente aperta a tutta la cittadinanza. Grazie, Assessore. Ecco, questo era il concerto citato prima dall'Assessore Uliana. Bene, passiamo subito al punto numero 4 all'ordine del giorno, interpellanza del consigliere Posocco, elettrificazione della linea ferroviaria tratto da Vittorio Veneto a Conegliano. La parola al consigliere, prego. Grazie Presidente. Allora, premesso che con accordo quadro firmato per l'elettrificazione della linea ferroviaria nel tratto da Conegliano a Vittorio Veneto, da realizzare per l'orario invernale del 2020, era prevista la modifica della stazione di Vittorio Veneto per poter ricevere i treni elettrici su 2 binari tronchi elettrificati lato Conegliano e con 2 binari tronchi non elettrificati per ricevere i treni diesel lato Belluno. Visto l'accelerazione impressa dal Ministro delle Infrastrutture, dalla Regione Veneto e dalla rete ferroviaria italiana, che prevede l'elettrificazione completa della linea da Conegliano a Belluno, visto il contratto di servizio firmato da Regione e Trasporto Regionale Trenitalia in data 11 gennaio 2018, che avrà durata fino al 2032 per un valore di 4,4 miliardi di euro complessivi, vista la fornitura di 78 nuovi treni elettrici, di cui 47 ROC e 31 POP, che avranno integrati tutta l'offerta dei servizi da trasporto bici a trasporto disabili, chiedo che il Sindaco calendarizzi un tavolo apposito con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti e con il responsabile di rete ferroviaria italiana al fine di evitare spreco di denaro pubblico. A tal fine evidenzio che tutte le opere che alla stazione di Vittorio Veneto erano previste già con inizio lavori all'inizio di giugno 2018, di cui al primo punto della premessa, non sono più coerenti con la totale elettrificazione della linea da Conegliano a Belluno e quindi vengano bloccate, e che i fondi destinati a tale opere siano dirottate alla realizzazione di un sottopasso pedonale nella stazione di Vittorio Veneto per recarsi ai binari, completo di ascensori per il trasporto dei disabili. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Credo risponda l'assessore Turchetto. Sì, prego. Sì, grazie. Allora, ci sono non buone ma ottime notizie su questo punto. Allora, questa amministrazione, in coerenza con il programma di mandato, si è da subito adoperata per favorire un collegamento ferroviario veloce, economico, puntuale, frequente e sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi, fin dal suo insediamento, ha cercato contatti e intessuto relazioni a livello nazionale e quindi con la Regione Veneto e RFI per perseguire appunto questo obiettivo. Un incontro con l'assessore regionale alle infrastrutture è avvenuto oltre 2 anni fa, congiuntamente all'allora sindaco di Conegliano, con il sindaco ovviamente di Vittorio Veneto, e nel contempo è stato intrapreso un dialogo a diversi livelli con RFI, sottoponendo alla stessa le esigenze della stazione di Vittorio Veneto, quali appunto il sottopasso, l'ascensore e l'utilizzo anche delle aree che stanno ad ovest della ferrovia. Proprio a RFI sono state anche sottoposte le sue osservazioni e con nota del 13 aprile RFI ci ha risposto: a seguito dell'accordo quadro sottoscritto in data 20/12/2016 tra RFI e Regione Veneto, il progetto di modifica dei binari della stazione di Vittorio Veneto è stato adeguato tenendo conto dell'elettrificazione del cosiddetto anello basso del Bellunese, ovvero della linea Conegliano-Ponte nelle Alpi e delle tratte Treviso-Montebelluna e Montebelluna-Ponte nelle Alpi. Si comunica inoltre che questa società, cioè RFI, ha già affidato la progettazione della ristrutturazione di tale stazione, la quale prevede la realizzazione delle seguenti opere: nuovi marciapiedi alti, nuove pensiline, nuovo sottopasso completo di ascensori che collegherà il lato est e il lato ovest della stazione. E quindi è evidente insomma che le sue osservazioni sono già superate dagli eventi, tanto che il progetto è oggi già in fase di cantierizzazione, è già cantierizzato. Grazie. Grazie. Consigliere Posocco.
Sì, grazie Assessore, sono soddisfatto. Un consiglio, c'è la possibilità di arrivare col sottopasso magari in area fender, quindi spingiamo per questo, ecco, questo senz'altro. Grazie. Confermo che appunto quanto ci hanno già comunicato, ma che era una nostra richiesta fatta già a suo tempo, è proprio quello di realizzare, cercare di realizzare. Adesso si vedrà ovviamente la fattibilità, però insomma l'intenzione è quella, insomma, di andare a collegare le due aree, est e ovest della stazione. Grazie. Punto numero 5 all'ordine del giorno, interrogazione, risposta orale, situazione di degrado del sistema di illuminazione del percorso ciclopedonale di via Francesco da Milano. La parola al consigliere Sant'Antonio. Allora, leggo intanto l'interrogazione. Premesso che il sistema di illuminazione del percorso ciclopedonale di via da Milano, che i vittoriesi conoscono perché è la parte sud dei Meschetti, la continuazione della parte sud dei Meschetti di Serravalle, realizzato una decina di anni fa, risulta oggi in stato di non trascurabile degrado, in quanto manca di un numero considerevole di faretti a terra, presumibilmente tra i 10 e i 15, quasi esclusivamente nel tratto nord tra l'accesso da piazza Foro Boario e l'accesso retrostante al Palazzo Vascellari, ove cioè avviene il percorso misto auto-bici pedoni, mentre risultano più o meno tutti esistenti, anche se taluni non producono più fonte luminosa, nella parte sud esclusivamente ciclopedonale verso via Antonello da Serravalle. Considerato che tale situazione di degrado risulta ancora più evidente dopo la recente realizzazione del nuovo tratto ciclopedonale illuminato lungo i Meschetti, sul lato est del complesso ex ospedale, perfettamente in ordine e quindi tale da rendere ancora più sgradevole il confronto con la situazione ad esso seguente in via da Milano, si chiede: 1. Quanti siano esattamente, rispetto a quanto realizzato una decina di anni fa, in base al progetto, i faretti di illuminazione in via da Milano di fatto non più esistenti, di alcuni dei quali si può ancora vedere il basamento su cui poggiavano. 2. Se l'amministrazione comunale intenda provvedere al ripristino del degradato sistema di illuminazione del percorso ciclopedonale in via da Milano, indicandone eventualmente i tempi di realizzazione. Allora, questa è l'interrogazione che io definisco sul tema del decoro urbano, che è a me particolarmente caro. Aggiungo che essa, come altre da me effettuate e note all'assessore Turchetto, tra cui i fari in piazza Vecellio, i faretti in piazza Vecellio, l'arco austriaco in piazza Flaminio, il percorso di Sant'Augusta, i sentieri collinari, i cannoni del Museo della Battaglia, la fontana degli Arditi e il funzionamento delle fontane in generale, l'isoletta di Serravalle. Queste interrogazioni sono nate e nascono dalla volontà mia e di tanti vittoriesi di mantenere la nostra città pulita ed ordinata, come lo è sempre stata fino ad un recente passato. I due centri storici e la cosiddetta città giardino, nata dall'unificazione nel 1866, penso meritino una particolare attenzione, come lei, assessore Turchetto, ha meritoriamente fatto nell'isoletta di Serravalle e nella sistemazione di piazza Flaminio, lato nord, di cui ritengo doveroso renderle qui pubblico riconoscimento. Grazie. Assessore Turchetto. Grazie, sì, appunto mi ero preso l'appunto di queste ultime considerazioni, diciamo, perché non facevano parte della interrogazione. Comunque appunto l'isoletta è stata sistemata e la ringrazio del riconoscimento, così come i faretti di piazza Vecellio e anche l'arco austriaco è stato pulito, è stato sistemato, e anche il lato nord appunto di piazza Flaminio. Il decoro urbano è anche una nostra priorità, abbiamo avviato, questo lo dico senza alcuna polemica, però insomma era nostro intento un vasto programma di recupero di aree che erano
o abbandonate o dismesse o che versavano in stato di degrado e sono state recuperate. Ovviamente non si riesce a fare tutto e quindi veniamo appunto a Via da Milano, qui rispondo ormai, visto che è stata fatta anche in questi termini un po' a braccio. È evidente che si ringrazia che ci sono alcuni della segnalazione, che ci sono alcuni punti di illuminazione che non funzionano e quindi merita la via di essere presa in considerazione e essere quindi oggetto di un programma di manutenzione straordinaria. Certamente sì, anche se non è, diciamo, uno degli assi principali della città, tuttavia per le questioni ambientali sicuramente merita. Tuttavia tutto questo potrà essere fatto compatibilmente con le risorse umane esistenti e anche in relazione alle molteplici criticità che abbiamo sulla rete della pubblica illuminazione. Abbiamo circa 6.000 punti luce in città, anzi oltre 6.000 punti luce in città, e quindi capisce insomma che abbiamo parecchie criticità e quindi compatibilmente con queste cercheremo di intervenire anche su Via da Milano. Grazie. Grazie, se permette una piccolissima nota aggiuntiva: i punti luce esistenti sono 60 attualmente, non sono continui perché ci sono delle interruzioni fisiche, 10 sono non funzionanti, uno è divelto. Questi sono i numeri. Prego consigliere. Mi riterrò soddisfatto quando saranno ripristinati, anche perché adesso l'assessore Costa penso che presserà un po' il collega, visto che là ci passa una bella pista ciclabile, quindi è corretto che insomma i turisti che passano anche di sera possano avere la luce opportuna, e poi è un tratto tipico e caratteristico di Vittorio Veneto che va mantenuto. Grazie. Grazie consigliere. Punto numero 6 è un'interpellanza del consigliere comunale Gianluca Posocco ad oggetto accesso auto residenti in corte ex Tonello e apertura del passaggio pedonale all'uso pubblico. Il sindaco Roberto Tonon. Prego. Ah, mi scusi. Ero già passato alla risposta. Consigliere, a lei la parola. Prego. Il microfono. Sì, grazie Presidente. Vabbè, che è un argomento che trattiamo in commissione da 2 anni, però almeno. Ecco, allora, premesso che recentemente il Gazzettino ha pubblicato 2 articoli su problemi derivanti dalla ristrutturazione della corte ex Tonello in via Cavour a Serravalle. In particolare, in data 9 marzo, un articolo dal titolo Palazzo ex Tonello, i cancelli dei privati occludono l'accesso pedonale, e in data 13 marzo un secondo articolo dal titolo La rabbia dei residenti ex Tonello, multati per entrare in casa. Che dal primo articolo si apprende che il passaggio pedonale diurno tra via Cavour e via da Milano, previsto da vigente disposizione comunale, è ad oggi di fatto impedito dalla chiusura permanente dei cancelli su entrambi i lati. Che dal secondo articolo si apprende la stupefacente dichiarazione di un residente proprietario, virgolettato: ho comprato la mia casa dall'impresa edile che curò il recupero con accesso da via da Milano, è scritto nell'atto di compravendita che non si potesse passare di qui, l'abbiamo scoperto dopo a nostre spese, senza contare che proprio da via da Milano accediamo ai posti auto profumatamente pagati e su cui paghiamo l'ICI. Che l'accesso e il recesso veicolare dalla proprietà ex Tonello deve avvenire utilizzando esclusivamente il carraio di via Cavour, come previsto dalle delibere di Giunta e Consiglio Comunale, rispettivamente la numero 281 del 6 novembre 2007 e la numero 19 del 30 luglio 2007, con le quali è stato approvato il piano di recupero, e come ribadiva la proprietà il comandante del corpo dei polizia locale con nota in data 12 giugno 2017 ad oggetto comunicazione avvio procedimento amministrativo residenza Corte Tonello. Che dal primo articolo si apprende però che, come evidenziato anche nella competente commissione consiliare, il carraio di via Cavour misura solo metri 2,01 ed è troppo stretto per le auto. Che in ogni caso, e chiunque può notare, si intuisce chiaramente e non solo l'accesso auto nella corte del carraio di via Cavour è reso difficile dalla larghezza di metri 2,01 del carraio tra strada e sottoportico,
ma che sicuramente è reso impossibile dal fornice interno tra sottoportico e corte interna, che, lo si vede a occhio nudo, è ancora più stretto del carraio esterno di via Cavour. Considerato che risultano quindi comprensibili le lamentele del residente che non può entrare in auto nella sua proprietà, essendogli l'accesso impedito giuridicamente da via da Milano e materialmente da via Cavour, da cui pure dovrebbe entrare e uscire, come da disposizione comunale vigente, e che evidentemente non potrà fare neanche quando dovesse essere fatto rispettare l'obbligo di tenere aperto il varco su via Cavour, che si è evidentemente in presenza di una sorta di cortocircuito di cui alla fine ne fanno le spese cittadini impotenti a risolverne cause che stanno evidentemente a monte e sono a loro estranee. Chiedo: entro quale data l'amministrazione intenda rendere fruibile il passaggio pedonale pubblico tra via Cavour e via da Milano, come da precisa disposizione comunale vigente? Quale sia la larghezza del fornice interno tra sottoportico e corte interna? La data di presentazione del progetto di recupero della corte ex Tonello? Se in quella data fosse noto o dal progetto fosse desumibile che l'accesso veicolare alla corte sarebbe stato reso difficile non solo e non tanto dal carraio esterno su via Cavour di metri 2,01, ma anche e soprattutto dal fornice interno, ancor più stretto tra il sottoportico e la corte interna. Se dal progetto di recupero e dagli atti dell'iter di approvazione edilizia del recupero siano riscontrabili incertezze e ambiguità tali da aver consentito all'impresa nell'atto di vendita dell'immobile di indicare l'accesso veicolare da via da Milano, come riferito nel citato articolo del privato acquirente dell'unità immobiliare della corte ex Tonello. In quale modo l'amministrazione intende garantire il diritto di accesso veicolare dei residenti nella corte ex Tonello nella loro proprietà, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle delibere di giunta e consiglio comunale, la famosa 281 e 19 del 2007. Grazie. Grazie consigliere. Prego, signor Sindaco. Grazie, buonasera. Con riferimento alla sua interpellanza, il consigliere Posocco, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti da lei sviluppata sulla base di dichiarazioni apparse sulla stampa locale e dalle sue considerazioni nel merito, intendo dare puntuali risposte alle sue puntuali e anche un po' puntigliose, se mi permette, domande. Come le è ampiamente noto, l'apertura dell'accesso pedonale nell'area dell'ex vetreria Tonello è oggetto di un procedimento amministrativo, lo scrive lei stesso nella sua interpellanza, avviato dall'ufficio edilizia privata e voluto da questa amministrazione, la cui conclusione non può essere a prioristicamente definita sulla base delle intenzioni dell'amministrazione medesima. Possiamo solo dire che ci auguriamo che gli uffici possano chiudere quanto prima il procedimento avviato. La larghezza minima del fornice interno tra sottoportico e corte interna è di 2,01 metri. Il piano di recupero è stato presentato il 24 novembre 2006. La larghezza dell'apertura verso la corte interna non è mai stata minore rispetto a quella verso via Cavour, quindi l'ipotesi da lei indicata non sussiste. Sulla base degli atti depositati in comune, che abbiamo avuto modo di analizzare nelle diverse sedi, come ha ricordato lei, se ne è parlato diverse volte in quarta commissione consigliare, non risultano sussistere quelle che lei definisce incertezze o ambiguità, a meno che lei non si riferisca alla posizione contraddittoria assunta dall'amministrazione di allora in fase di approvazione del piano di recupero. Leggo infatti le parole dell'allora sindaco Scottà, 30 luglio 2008. Sul discorso pedonale inizialmente la ditta aveva proposto che fosse pubblico, chiaramente con il pubblico dopo c'era lo scomputo. Però se andiamo a vedere quella struttura ce ne sono molte a Serravalle e tutte quante chiuse. In questo periodo, sono sempre parole del sindaco di allora, in questo periodo dove abbiamo visto altre soluzioni anche più sicure di queste, abbiamo avuto parecchie lamentele da parte dei privati. Provate a immaginare se quello è un percorso pedonale aperto, la notte cosa succede. Quindi abbiamo deciso di lasciare privato il percorso pedonale. Se fanno delle attività commerciali chiaramente al piano terra lo apriranno. Il pubblico potrà passare, ma è meglio che se lo gestiscano loro, vista la consistenza della residenzialità che viene a inserirsi in questo contesto. Nel percorso pedonale c'è anche l'uscita dei mezzi auto.
Se qualcuno volesse fare un sopralluogo, andare a verificare questa realtà, un'auto e un pedone non passano, quindi diventa difficile anche quel discorso. Queste sono parole sue. Come poi questo abbia del sindaco Scottassi, sì, del sindaco Scottà, come poi abbia votato un emendamento proposto del consigliere Franco Posocco con argomentazioni di carattere urbanistico, che aveva proposto appunto l'apertura di quel passaggio, probabilmente questo può avere provocato quelle che lei chiama, io chiamo contraddizioni, lei può chiamare delle ambiguità o delle incertezze. L'altro punto, l'accesso veicolare non è precluso ai residenti di Corte Ex Tonello, forse lei intendeva quello carraio automobilistico. A questo proposito le rispondo citando ancora una volta l'ex sindaco Scottà. L'accesso e il recesso delle auto al parcheggio privato è consentito soltanto attraverso il sottoportico esistente su via Cavour, non quindi da via da Milano, come già disposto dalla Giunta Comunale nella delibera numero 281 del 6 novembre 2007. È la presentazione, queste parole sono fatte alla presentazione del piano di recupero in Consiglio Comunale dall'allora sindaco. Potrei rinforzare questa risposta citando un'altra delibera, la 145 del 22 giugno 2010, questa volta della Giunta d'Are, con la quale veniva ribadita e confermata la scelta fatta nel merito all'accessibilità carraia. Posso solo pensare che un'utilitaria ha una larghezza di poco inferiore a 1,60 e quei varchi sono larghi 2 metri. Probabilmente qualcuno allora ha pensato quello che ho pensato io adesso. Grazie. Consigliere Posocco. Prego. Sì, grazie signor Sindaco. Al di là delle parole di questo o l'altro, la domanda fondamentale è come la risolviamo? Ecco, questo volevo sapere. Grazie. Grazie consigliere. Io credo di aver risposto puntualmente, anzi ho risposto puntualmente una per una a tutte le sue 6 domande. Ci sono dei voti fatti dalle precedenti giunte e dal precedente da 2 consigli comunali fa, 2007 e 2008, confermata dalla Giunta nel 2010. Io ho semplicemente risposto alle sue domande e mi pare di essere stato non esaustivo, più che esaustivo. Grazie signor Sindaco. Solo per dire che visto che lei la mia interrogazione l'ha letta, io non ho letto la sua risposta, se cortesemente posso avere risposta scritta così me la leggo e capisco meglio. Grazie. Consigliere D'Are, 10 secondi. No, mi dispiace che ci sia sempre però mi pare che le delibere parlino chiaro. La mia delibera parla chiaro e il voto in Consiglio Comunale parla chiaro. Se si vuole cambiare quella convenzione, si viene in questo Consiglio Comunale e si crea l'accesso per la via da Milano. Certo. Punto. E finiscono le polemiche, perché il lavoro è partito con la mia delibera, e qua c'è l'architetto Wanda Antoniazzi, ed è stato discusso bene in giunta che non si andava per via da Milano, ed siamo stati chiarissimi sia con la delibera sia con il Consiglio. Si vuole cambiare, non è nessun problema, la portate nel Consiglio Comunale, fate una delibera e cambiamo la convenzione. Grazie. Sì, per informare il consigliere D'Are, che forse non fa parte, adesso non ricordo, della 4ª commissione, che di questo argomento ne abbiamo discusso credo ben 3 volte in commissione. Era stata anche una proposta mia, quella di portare in consiglio per risolvere finalmente i problemi che erano stati causati dal consiglio precedente. Non si è deciso di portarlo in consiglio. Quindi adesso non è che si venga in consiglio e si dice basta portarla in consiglio, va bene, l'ha detto lei qua, ma in commissione la cosa non è andata così. No. Sì. Non fuori microfono. Consigliere, no, guarda, io credo siccome sono stato in commissione, ovviamente avendo questo referato, quando se ne è parlato, accolgo positivamente la proposta del consigliere D'Are
mi auguro che, visto che sarà ovviamente portata di nuovo in Commissione, la Commissione si faccia l'attrice di una proposta al Consiglio Comunale sulla modifica di cose in base alle indicazioni date anche dal consigliere Del Re. Non credo ci siano problemi. Grazie. Sto facendo una cosa che non dovrei fare, quindi esatto, pochissimi secondi. Prego. Qui c'è però un problema delicato. Semplice portare la patata bollente in Consiglio Comunale quando in precedenza ci sono atti amministrativi che, come si può dire, dicono ciò che non si poteva fare, perché da come capisco c'è una delibera che dice che bisogna passare per via Cavour e per via Cavour non ci si può passare. Allora mi domando, vivevano su Marte gli amministratori che hanno votato quella delibera? Perché se non si può, non si può, non si può più cavolare, Però questo è un dato di fatto. E finisco. Grazie. Solo per dare 20 secondi, no, glieli concedo io. Le dico soltanto una cosa, ma perché è stata fatta quella delibera? Perché la strada, e lo ha detto prima anche il consigliere Posocco, la strada è molto stretta, giusto? Siamo passati per quello. Punto. Volete passare, cambiate la convenzione, punto e basta. Okay. Non è colpa di. L'importante è aver chiarito le posizioni. Grazie. Punto numero 7 all'ordine del giorno, interpellanza del consigliere comunale Paolo Sant'Antonio ad oggetto ricorrenza del 50° della morte di Camillo De Carlo e guida Touring Club Italiano. Assessore, la parola al consigliere. Consigliere, ha capito che io sono per velocizzare. Sì. Prego, premesso lei la che parola. è la prima volta che mi parola. capita di leggere una interrogazione con il sottofondo di Albano, comunque proviamo. Non era previsto questo. Mi sembra Albano. Allora, ricorrenza del 50° della morte di Camillo De Carlo e guida al Touring Club. Premesso che proprio in questi giorni ricorre il 50° anniversario della morte di Camillo De Carlo, deceduto il 29 marzo del 68, come verificabile sia in rete connettendosi a Camillo De Carlo nell'enciclopedia Treccani ed ad altri siti, sia nella biografia curata dall'ex direttore dei musei civici Vittorino Pianca, in prefazione al volume autobiografico La spia volante di Camillo De Carlo, pubblicato a cura della città di Vittorio Veneto nel maggio del 2008, premesso che nella guida di Vittorio Veneto, commissionata all'amministrazione comunale nel 2015 al Touring Club Italiano, nel riquadro il museo di Palazzo Minucci, contenuto nel capitolo il centro storico di Serravalle, la morte di Camillo De Carlo viene invece indicata nel 1962 con ben 6 anni di anticipo sul decesso dell'illustre concittadino, determinando quindi un macroscopico errore di cui fino ad oggi nessuno sembra essersene accorto, neppure il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, che pure nell'autunno 2016, appena pubblicata la guida, aveva segnalato diversi possibili errori o imprecisioni, riferibili però all'età tardo-romana, medievale e rinascimentale, come riportato anche dal servizio di Stefano De Bastiani, Guida Touring, Errori ed Invenzioni, pubblicato il 17/10/2016 da Oggi Treviso. Preso atto che la guida del Touring è stata commissionata dal Comune con delibera della Giunta numero 106 del 9/6/2015 ed ha un importo per un impegno di spesa pari a 27.560 euro per l'acquisto di 8.000 copie della guida medesima. Preso atto che, come si deduce dall'allegato alla citata delibera di Giunta, sussisteva a carico del Comune l'impegno di mettere a disposizione dell'editore un referente e di dare un finale vistosi stampi ai testi e alla impaginazione curati e forniti dall'editore. Preso atto che il prossimo 6 aprile, e qua ovviamente la redazione della delibera è stata fatta il 3 aprile, al Teatro da Ponte si terrà un concerto per commemorare la medaglia d'oro Camillo De Carlo, che, come scrive il sindaco Tonon nella lettera di invito datata 21 marzo,
rientra nel programma Quando scoppia la pace, nel centenario della Grande Guerra, promossa dall'associazione Veneto 1 in collaborazione con l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, omettendo del tutto qualsiasi richiamo al 50° della morte, di cui non vi è menzione neppure nella locandina manifesto del programma. Considerato che sembra doveroso un atto di ripristino della oggettività storica sulla nostra piccola patria vittoriese e i suoi più illustri personaggi, purtroppo travisata da una pubblicazione che è nata da una scelta dell'amministrazione comunale, che ne ha pure dato l'imprimatur all'editore incaricato, si chiede: 1. Se l'amministrazione comunale abbia consapevolezza dell'errore contenuto nella guida di Vittorio Veneto pubblicata dal Touring Club su sua commissione. 2. A chi sia ascrivibile l'errore sulla data di morte di Camillo De Carlo contenuto nella guida, in particolare chi sia stato il referente nominato dal Comune, previsto dall'allegato alla delibera 106 del 2015, in capo al quale si deduce dovesse sussistere la responsabilità del finale, vistosi stampi. 3. L'uso fatto dall'amministrazione comunale delle 8.000 copie della guida acquistate dal Touring Club italiano, in particolare quante siano state distribuite e a chi, quante siano tuttora a disposizione del Comune e se intenda fornirne una copia. Vedo che stasera abbiamo, ne è valsa la difficoltà di scrivere l'interrogazione, insomma è valsa una guida. E se infine intenda fornire una copia ai consiglieri comunali, come da prassi cittadina consolidata per pubblicazioni curate in passato dal Comune. 4. Se nelle prossime manifestazioni del centenario, in cui vi sia riferimento alla medaglia d'oro Camillo De Carlo, l'amministrazione comunale intenda ricordare che nel corso del 2018, che nell'anno in corso 2018 ricorre anche il 50° della morte dell'illustre concittadino, come sembrerebbe non solo opportuno ma anche doveroso. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Turchetto, a lei la parola. Ecco, grazie. Allora, io ho preparato anche una lunga risposta, in realtà, ma non so se è il caso, ho visto anche diciamo, l'accompagnamento musicale, insomma il clima mi sembra buono di questa serata di rispondere. No, allora semplicemente rispondo a braccio, ecco, mettiamola così, facendo alcune specificazioni. Allora, innanzitutto la pubblicazione non è stata commissionata dal Comune al Touring, non ci sono loghi del Comune, come può vedere sulla guida, pubblicati e via dicendo. È in realtà invece, come si può leggere dalle prime pagine della guida, una edizione promossa dal settore iniziative speciali di Touring Editore, che è appunto uno dei più importanti editori italiani in campo turistico. Il Comune si è impegnato a acquistare un certo numero di copie, insomma, ecco, in particolare 8.000 copie che servivano e serviranno per le iniziative di promozione della città. Touring però autonomamente ha prodotto altre ulteriori 3.000 copie che ha autonomamente distribuito e venduto nella sua rete di librerie in tutta Italia. Quindi diciamo è comunque un'iniziativa Touring. Proprio per questo la curatela e la correzione delle bozze, come c'è scritto nell'allegato alla convenzione, nella convenzione allegata alla delibera che lei ha citato, era appunto un preciso compito di Touring, la quale si sarebbe avvalsa, anche questo c'è scritto, di professionisti di comprovata esperienza. Da parte nostra ovviamente andavamo ad acquistare un numero rilevante di copie, quindi non è che potevamo comprarle così a scatola chiusa. C'era diciamo come amministrazione il compito di indicare i temi principali di promozione del territorio della città, di marketing della città, e di verificare appunto che questi temi, l'avvenuto diciamo recepimento all'interno della pubblicazione di queste tematiche. Questo l'abbiamo fatto appunto per il tramite dell'area politiche territoriali, che era stata incaricata appunto dalla delibera di giunta di questo, e appunto attraverso la giunta comunale che ha vistato la bozza finale diciamo della pubblicazione.
Questa pubblicazione, la cosa importante che bisogna sapere è che non è un saggio di storia locale, ma è uno strumento di promozione turistica della città e del territorio. L'errore c'è evidentemente, però è un mero errore, non è un errore concettuale, è un errore di battitura, è un errore tipografico, insomma. Ecco, quindi questo errore non inficia la bontà dello strumento editoriale né il perseguimento dell'obiettivo, che era quello dell'inserimento della nostra città in una collana di pubblicazioni a scala nazionale, che è stata appunto realizzata ad hoc, che viene realizzata ad hoc da Turing per valorizzare i territori che presentano aree a forte vocazione turistica. Anche questo sta scritto nella convenzione e nella delibera. Questa è la prima volta che accade per la città di Vittorio Veneto e quindi noi siamo orgogliosi di questo fatto, che è il fatto principale, anche se contiene un errore o due errori. La cosa che è davvero di maggiore interesse, di maggiore importanza, è che entriamo a far parte di una collezione nazionale, di un libro, di una guida che viene venduta in tutta Italia. Questo è il punto centrale che volevamo appunto perseguire. Le copie, dove sono, quante sono? Allora, le copie sono attualmente in vendita presso il bookshop del Museo della Battaglia, sono in vendita presso il Museo del Cenedese, presso l'ufficio IAT e in altri punti vendita gestiti da associazioni private. Sono state acquisite per svariate centinaia di copie appunto da associazioni come la cooperativa Fender, la Proloco, eccetera. Altre sono state date, è stata data una copia omaggio ai comuni contermini che sono stati citati nella guida, oppure sono state diciamo distribuite in occasioni promozionali che hanno visto protagonista la nostra città, quindi la Fiera del Turismo a Monaco di Baviera, la mostra Washington, durante l'organizzazione della mostra di Londra che andremo a fare quest'estate, eccetera. Sono state date appunto a operatori turistici, ospiti di riguardo in visita appunto alla città. Spesso vengono date in abbinamento con il libro fotografico fatto ancora dalla giunta Scottà parecchi anni fa e che, di cui disponiamo ancora un numero considerevole di copie. È bello, sì, esatto. E le guide fanno inoltre parte del kit del centenario che abbiamo già messo in vendita fin dallo svolgimento della eroica Marathon. Questo in sintesi sostanzialmente. La copia, appunto, una copia è stata data anche ai consiglieri comunali. Vorrei precisare che non trattandosi di una pubblicazione curata dal comune, quindi ribadendo quello che ho detto in premessa, non vi è l'automatismo della messa a disposizione, però ovviamente su richiesta si può fare e volentieri è stata data una copia, insomma, a tutti quanti. Ecco, per quanto riguarda la figura del De Carlo invece ci siamo appuntati una serie di iniziative che sono state fatte e che verranno fatte. Io passerei a leggerle, così iniziative di valorizzazione appunto del nostro concittadino. Allora, la prima, già nel 2016 nell'ambito del 150° anniversario della nascita della città, in diverse sezioni della raccolta di personaggi illustri di Vittorio Veneto, collocata sulle vetrine del quadrilatero, venne indicato Camillo De Carlo con la sua biografia, riportante questa volta i dati anagrafici corretti. 2. A favore della Fondazione Minucci, del cui CDA fa parte per volontà di De Carlo il sindaco, in qualità di componente segretario generale del comune, in qualità di segretario della fondazione, questa amministrazione ha fatto sì che venisse realizzato ed attivato per la prima volta il sito internet. 3. Il 23 ottobre 2015 al Museo della Battaglia si è tenuta una visita guidata al museo, seguita dallo spettacolo dal titolo Camillo De Carlo, un eroe senza ombra. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione Amici di Vittorio Veneto ed è stato replicato successivamente al Teatro da Ponte. 4. Sempre questa amministrazione ha ideato, in collaborazione tra gli altri con Radio Veneto 1 e la Fondazione Minucci, il progetto di servizio civile nazionale denominato Vittorio Veneto nel centenario della Grande Guerra, polo museale da conoscere e valorizzare, che ha visto 3 giovani impiegate senza oneri per il comune per un anno. Le 3 volontarie hanno svolto varie attività con l'obiettivo di far conoscere e tutelare il patrimonio custodito nel polo museale vittoriese della Grande Guerra, che include, oltre al Museo della Battaglia, anche l'importante collezione Minucci De Carlo, collaborando anche con il personale del museo nella promozione degli eventi culturali connessi al tema del centenario e nel potenziamento della visibilità e dell'accoglienza del polo museale. A Palazzo Minucci
In particolare è stata inventariata per la prima volta tutta l'immensa biblioteca del De Carlo. Il progetto è stato così apprezzato dagli esaminatori che, benché il Comune di Vittorio Veneto fosse alla prima esperienza con progetti di servizio civile nazionale, si è piazzato ai primi posti della graduatoria, davanti a comuni ben più importanti quali Venezia e Verona. Parte del progetto è stata la realizzazione di 10 puntate trasmesse a Radio Veneto 1 e pubblicate online, in parte dedicate appunto a De Carlo e al suo palazzo. 5. Nel maggio dello scorso anno, nell'ambito dell'avviso pubblico promosso dal MIBACT dal titolo Contributi a favore di progetti di eventi e manifestazioni culturali connessi alle celebrazioni monteverdiane, al bicentenario Francesco De Santis, alla commemorazione dell'onorevole Brandolino Brandolini, il Comune di Vittorio Veneto ha presentato un progetto poi finanziato per l'importo di 100.000 euro, nel quale è stata prevista la realizzazione di una mostra a Palazzo Todesco che si terrà dall'11 agosto all'11 novembre di quest'anno e che conterrà, come indicato nel progetto allora presentato, anche uno spazio dedicato al ricordo non solo di Brandolino Brandolini, ma anche di altre figure vittoriesi come De Carlo e Tandura. 6. Nell'ambito dell'attività della Fondazione, negli ultimi 3 anni, oltre al già citato sito internet, è stata attivata più in generale una campagna di informazione e promozione del museo e delle ora numerose attività culturali che vi si svolgono, senza contare che è stata svolta anche un'importantissima analisi statica sull'immobile effettuata appunto lo scorso anno. 7. Da ultimo, il CDA della Fondazione ha dato nei mesi scorsi il via alla pubblicazione di un volume dedicato a Camillo De Carlo e al suo palazzo, espressamente realizzato in occasione del 50° anniversario della sua morte, che è stato presentato il 20 aprile scorso, presentazione annunciata proprio nell'ambito del concerto del 6 aprile scorso da lei citato. Grazie. Grazie Assessore. Bene. Consigliere. Allora, mi ritengo soddisfatto per l'ultima risposta, cioè quella relativa a De Carlo, che comunque io ho chiesto solamente che venisse in qualche modo ricordato il 50° della morte, quindi probabilmente con tutte queste manifestazioni sarà ricordato, quindi mi ritengo soddisfatto. Mi ritengo soddisfatto per la risposta relativa all'errore, sì, che è stato in sostanza affermato che c'è stato questo errore, ricordando però all'assessore che non sono solo 1 o 2 errori, ma quelli della volta scorsa ci ricordiamo che erano molti di più, forse è l'ultimo, gli 1 e 2 errori. Per quanto riguarda la risposta 3, che fino abbiano fatto le copie, vabbè, in qualche modo mi ha risposto da una parte e dall'altra, ma è bene tirarle fuori, dare un po' di aria alle copie di questa guida. Per quanto riguarda invece la risposta a chi sia ascrivibile l'errore, debbo dire che l'assessore non la sta raccontando giusta, perché la convenzione ce l'ho qua sotto mano e diciamo che il controllo delle bozze, articolo 2, articolazione dell'incarico, comma 2, c'è scritto testuale: confronto diretto con un referente del comune al fine di condividere le decisioni intero impaginato corretto per vostro visto si stampi. Quindi prendo atto che l'assessore Turchetto non ha voluto dire qual era il funzionario del comune che si è interfacciato con il Touring Club per dare il visto si stampi. Quindi su questa sono insoddisfatto. Grazie. Grazie. Una breve precisazione. Consigliere Sant'Antonio, prego. Assessore Turchetto. No, ma è il visto si stampi è sull'insieme, non sulla specifica notiziola o il dato, perché quello era un preciso compito di chi ha fatto i testi e dell'incaricato da parte di Touring e non era sull'insieme. Questo insieme è stato portato in giunta, è stato visto dalla giunta comunale, è stato valutato, come lei può vedere benissimo, è un bel libro gradevole alla vista con belle foto e anche che contiene appunto i contenuti che avevamo indicato, per cui su questo ci siamo soffermati e abbiamo detto va bene, si può procedere. Sulla responsabilità della singola data non siamo entrati nel merito, chiedo scusa, ma non siamo entrati nel merito, non era nostro compito, non è compito dell'amministrazione comunale. Rimane la bontà dell'iniziativa editoriale. Grazie. Grazie. Allora passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Quarta commissione consiliare, sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro De Bastiani. Allora, ai sensi dell'articolo
13 del vigente regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale, che è, se voi leggete a pagina 2 nella parte centrale, visto l'articolo 13, ecco che tale articolo prevede, in caso di dimissioni di un consigliere, la sua sostituzione con apposita deliberazione previa designazione del sostituto da parte del gruppo consigliare di appartenenza. Quindi in tal senso io do la parola al consigliere Dus. Sì, grazie Presidente, e propongo per questa nomina il consigliere Fabio De Valier. Annuncio già che al prossimo Consiglio Comunale farò delle altre proposte per integrare anche e inserire all'interno delle altre commissioni il consigliere Criscuoli. Grazie. Quindi il nominativo è quello del consigliere De Valier. A questo punto io metto ai voti, però prima di mettere ai voti devo nominare un consigliere supplente come scrutatore. Consigliere Fasan, quindi Fasan, Dus, Darcier. E quindi si vota palesemente, visto l'allegato parere di regolarità tecnica. Da sempre le commissioni. Sì, sulle commissioni sì, perché c'è l'articolo 13, ma è sempre stato così. Allora a questo punto metto in votazione la nomina come componente della quarta commissione consigliare territorio il consigliere Fabio De Valier in sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro De Bastiani. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, ma allora non voto o si astiene? Cioè a questo punto devo intendere che lei è uscito dalla... E non può neanche fare lo scrutatore. Fasan. Comunque ha alzato scusate, ha alzato la mano come astenuto. Quindi a questo punto 2, 4, 6, 8, 10, 12 su 12 presenti, 10 favorevoli, 10, nessun contrario, 2 astenuti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Fasan? Come prima, astenuto. 2 astenuti? Grazie. Grazie consigliere. A questo punto, come da richiesta dell'assessore Costa approvata in commissione di capigruppo, il punto numero 10, che sarà velocissimo, approvazione manifesto per le terre dell'acqua, che fa parte dell'ordine del giorno aggiuntivo, e do la parola brevemente all'assessore Costa per illustrare questo punto. Prego. Sì, grazie. Con sottofondo musicale e con 4 inviti ad esprimermi brevemente, succintamente, chiaro, succinto e compendioso. L'argomento approvazione manifesto per le terre dell'acqua, in pratica è una iniziativa, in sintesi, di tutti i sindaci della zona pedemontana, circa 21 sindaci, gli stessi che sono interessati al riconoscimento Colline del Prosecco come riconoscimento UNESCO. È un'iniziativa di voler sfruttare l'elemento acqua per far conoscere meglio ai nostri ragazzi l'acqua come elemento un po' strano, perché quando ce n'è tanta crea preoccupazioni, quando ce n'è poca crea ugualmente tante preoccupazioni, e quindi ha l'acqua come elemento di valore attorno al quale creare delle risorse, puntare in pratica al recupero dei borghi o delle case, delle corti che sono nella nostra vallata, nella nostra zona, per arrivare, diciamo, alla costruzione del cosiddetto albergo diffuso. Cioè il piano strategico tenderà a promuovere la realizzazione di progetti pilota per il recupero e valorizzazione ai fini turistici dei borghi spopolati o abbandonati, favorendo il rientro nel territorio delle comunità. Noi abbiamo la fortuna di trovarci lungo l'asse Monaco-Venezia, che sarà interessata con gli anni
a un sempre più significativo e forte passaggio di turisti in bicicletta, per cui è una opportunità che non dobbiamo lasciarci scappare. Tra le altre c'è anche la disponibilità del comune di Follina, che ha indicato come sue priorità l'istituzione del Museo dell'Acqua, che sarà allestito a Follina all'interno dello storico Palazzo Barberis di proprietà del comune. Ecco, ovviamente non è che sia un nuovo ente, un nuovo organismo, questo si affiancherà e lavorerà in piena energia con l'IPA e il GAL, quindi non è un qualcosa in più. Questo consentirà la possibilità di chiedere di accedere ai finanziamenti europei e stabilire dei progetti mirati per il nostro territorio. Sono stato sufficientemente perfetto, grazie. Quasi perfetto, Assessore Costa. Grazie. A questo punto, se siete d'accordo, io metterei anche in votazione, però se c'è qualche intervento, per carità. Non ci sono interventi, quindi metto in votazione il punto numero 10, approvazione manifesto per le terre dell'acqua. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, quindi 13 voti favorevoli. È rientrato il consigliere Posocco, quindi è lo scrutatore. Grazie. A questo punto passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno. Invito il dottor Luigino Sbalchiero e la dottoressa Zaniol Patrizia ad accomodarsi qui tra noi. Punto numero 9, rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017. Approvazione. Ha ragione. Scusate, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità del punto numero 10, quindi metto in votazione l'immediata eseguibilità. Terre dell'acqua. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, nessun astenuto, 13 favorevoli. Prego. Si accomodi pure. La dottoressa dove vuole? Ah, dove vuole? Ok. Beh, ma volendo c'è l'assessore Denardi. Ci ha lasciato, benissimo. Prego. Assessore Napol, a lei la parola. Ecco, immagino che abbiamo tutti desiderio di scendere in piazza e oltre che ascoltare la musica di assaggiare qualcosa di piacevole, e quindi mi ero preparato un intervento di alcune pagine, ma sarò molto più succinto. L'occasione di stasera è quello di portare in approvazione il risultato del rendiconto sull'anno 2017. Come avete potuto vedere dal deliberato che vi è stato e dalla corposa documentazione che vi è stata consegnata, che magari consiglio di leggere nel tempo, anche perché molte volte i documenti legati al bilancio sia preventivo che consuntivo vengono presi in mano solo in occasione dell'approvazione del Consiglio. Invece no, credo che sia opportuno magari conservarli e ogni tanto leggere qualche pagina magari della relazione dei revisori che sono qui con noi e che ringrazio, e anche altri documenti, soprattutto le note integrative, che sono sempre utili perché spiegano e ci accompagnano, come dire, in una descrizione più discorsiva dell'aridità delle cifre, delle tabelle, che molto spesso, se non adeguatamente spiegate, sono di difficile comprensione. Ecco, io farò una brevissima descrizione appunto del risultato dell'amministrazione dell'anno 2017. Allora, il risultato di amministrazione è di 3.450.693,08 euro.
e il risultato di amministrazione è distinto in fondi accantonati, vincolati, destinati e disponibili come riportato nella tabella riepilogativa. Quindi abbiamo una parte accantonata di 2.443.119,78, così composta: 1. Fondo crediti dubbia esigibilità FCDE, che lo trovate nei documenti, pari a 2.153.880,98. 2. Fondo rischi contenzioso 113.300, altri accantonamenti 175.938. Poi c'è la parte vincolata 18.490,10, di cui vincoli derivanti da leggi e principi contabili 18.490,10, poi e basta. Parte destinata ad investimenti 276.977,82, parte disponibile 712.105,38, appunto per un totale di 3.450.693,08. La quota accantonata del risultato di amministrazione, che ammonta a 2.443.119,78, come vi ho detto poco fa, è composta da 2.153.880,98 per accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Questa posta di bilancio serve per compensare delle entrate che difficilmente verranno riscosse nella misura totale prevista, per esempio come quota parte di avvisi di accertamento IMU-ICI, ruoli coattivi su entrate patrimoniali, sanzioni al codice della strada, fitti attivi, eccetera. Euro 113.300 per fondo contenziosi in essere come specificato, fondo passività latenti, contenzioso da reiterazione vincolo preordinato all'esproprio nell'ambito della realizzazione del traforo di Sant'Augusta per euro 15.000, contenzioso della ditta IFI Italia SPA per pagamento dei lavori eseguiti dalla ditta Mark Color, questo credo si tratti ancora di un residuo dell'intervento su Palazzo Tedesco di diversi anni fa, 73.300 euro. Contenzioso ditte SOM SPA e Ipsom SRL per ottenere l'annullamento del diniego di autorizzazione alla riattivazione con ampliamento di un distributore self-service di carburante, 25.000 euro, per un totale appunto di 113.300. Altri accantonamenti per euro 175.938,80, così composti: euro 40.000 per fondo spese legali. Sulla base della stima fatta dall'ufficio avvocatura dell'ente si è stimato un costo di circa euro 3.000 per ogni causa delle 14 che abbiamo attualmente in corso. Euro 10.238,80 per accantonamento indennità a fine mandato del sindaco. Euro 125.700 per accantonamento per rinnovi contrattuali per il personale appunto del comune. Le quote accantonate dell'avanzo sono utilizzabili a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state appunto accantonate. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata del vincolo e quindi utilizzabile. La quota dell'avanzo vincolata ammonta a euro 18.490,10 ed è costituita dal 10% delle alienazioni effettuate dall'ente negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 7,5 del decreto legge numero 78 del 19/6/2015. La quota dell'avanzo destinata agli investimenti ammonta a euro 276.977,82 ed è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, già stanziate nel bilancio di previsione 2018-2020 ed utilizzabili però solo a seguito dell'approvazione del rendiconto appunto che stiamo facendo stasera, e sono queste: 141.309,02 per la rotatoria prevista di fronte all'ospedale di Costa, 109.668,80 per la realizzazione della pista ciclabile dalla rotatoria di via Grazioli fino a località Ponte Cozzuolo,
e poi 26.000 euro per il miglioramento della sicurezza stradale in località Carpesica. La quota dell'avanzo disponibile è pari ad euro, infine, 712.105,38 e può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità. Quindi 1 per la copertura dei debiti fuori bilancio, 2 per i provvedimenti necessari per la salvaguardia assestamento di bilancio, nuovo articolo 193 del TUEL, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento, per l'estinzione anticipata di prestiti, oppure per il finanziamento delle spese correnti a carattere non ripetitivo. Ecco, questa è la descrizione del contenuto abbastanza, credo, dettagliato del risultato finale di amministrazione. Ecco, quindi grazie. Grazie Assessore Napoli. La parola ai consiglieri. Consigliere Fabio De Valier. Sì, buonasera. Volevo fare solo alcune precisazioni. Innanzitutto ringraziare l'amministrazione per il lavoro svolto e la Giunta per la sorveglianza e l'impostazione. Poi ho notato alcune indicazioni puntuali che a me piace fare, ma siano utili anche ai cittadini a casa sapere. Per esempio, per quanto riguarda i pagamenti, cioè in quanto tempo vengano eseguiti dal Comune in base anche alle normative europee che fissano nei limiti di 30 giorni il pagamento degli stessi, e mi compiaccio del fatto che siamo al di sotto dei 30 giorni, cioè la media totale dei giorni di pagamento dalla data di registrazione alla data di pagamento è sui 25,92, quindi vuol dire che i debiti sono tenuti ben presenti e pagati puntualmente. Alla stregua, sempre relativamente ai debiti, ho notato che verso le società partecipate o comunque controllate vi erano delle poste di bilancio in essere a fine anno che poi mi è stato detto anche cospicue verso alcune, sia a livello di debiti che di crediti, non dovute però a problematiche relative all'amministrazione comunale, ma a fatture non pervenute diciamo all'interno dell'anno solare, come anche è concepibile vista la competenza economica, si riesce anche a inviarle e la legge lo prevede successivamente, insomma, all'anno solare. Comunque mi è stato detto che sono state tutte comunque saldate e quindi il conto adesso è stato pagato, diciamo, per la parte debiti ma anche per la riscossione dei crediti. E per quanto riguarda la disamina del totale avanzo, volevo chiedere, visto che ci sono questi 712.000 euro di parte disponibile, di effettuare entro i termini previsti, mi pare a luglio, il provvedimento per la verifica degli stessi, in modo da poterli spendere almeno a fine anno, quindi da settembre in poi. So che c'è una priorità, quindi c'è un elenco di possibilità di spese di queste, in parte investimenti, in parte di magari riduzione del debito, però avrei piacere se le altre poste fossero compatibili a bilancio anche di eventuali spese per manutenzioni straordinarie, perché il Comune ha bisogno, e visto che siamo in centenario riusciremo magari a chiudere in bellezza il centenario con alcune opere anche minori che però la città chiede. Una piccola chicca, se volete, oppure curiosità sulle spese di rappresentanza, e siamo alla bellissima cifra di 307 euro per un intero anno solare, quindi come spese di rappresentanza direi che insomma siamo al minimo, o se no a storico.
E in compenso invece la cifra per gli esborsi relativa allo scenario finanziario degli allegati che sono stati portati in commissione è molto rilevante, ma ne abbiamo già dibattuto molte volte, e riguarda soprattutto non la parte debiti che ha avuto delle chiusure anche a livello conto capitale anche nell'anno in considerazione nel 2017, ma per quanto riguarda gli esborsi derivati che avranno cifre cospicue nei prossimi anni, almeno fino purtroppo ahimè al 2024 anche per le amministrazioni a venire, e cifre di 1 milione oltre all'anno. Una piccola nota infine per quanto riguarda le spese hardware e software, che ho notato che secondo me sono abbastanza cospicue, e quindi sono orgoglioso che il Comune spenda queste cifre, perché si parla di un investimento nel 2016 effettuato di 314.000 euro, e di previsione per gli anni successivi 2017, 18, 19 intorno ai 280.000 euro. Siccome ho visto che il computer sono circa 150, poi abbiamo un certo numero di stampanti e di server, e un computer ad oggi di buona cifra va sugli 800 euro, diciamo che una spesa per computer tra server e quindi collegati di 2.000 euro annui tra licenze e quant'altro, penso sia un investimento abbastanza cospicuo, visto la necessità di mantenere alta l'information technology e la comunicazione a livello di enti con altri enti e all'interno dei vari uffici. Questa mi pare una cifra abbastanza congrua. Vi ringrazio. Grazie. Consigliere De Valier. Se non ci sono interventi io metto in votazione. Bene, allora metto in votazione il punto numero 9 all'ordine. Metto in votazione il punto numero 9 all'ordine del giorno, rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessun astenuto. Chiedo conferma. 10 favorevoli, 3 contrari, nessun astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10 favorevoli, contrari? 3 contrari, nessun astenuto. Bene, consiglieri, abbiamo terminato l'ordine del giorno. Ci aggiorniamo con ogni probabilità al prossimo mese. Io desidero ringraziare il dottor Sbalchiero e la dottoressa Zaniol, alla quale ci pregiamo di regalare una guida del Touring. Prego, dottoressa, prego. Ecco, prego. Ci tenevamo appunto a fare un saluto e un ringraziamento sia praticamente a tutti i membri dei vari uffici e i responsabili dei vari uffici che hanno collaborato con noi, perché è imminente il termine del nostro incarico a luglio. Non ci saremo più, usciremo appunto dal nostro incarico, e ci tenevamo anche a ringraziare tutti voi membri del Consiglio, perché ecco, la collaborazione che abbiamo avuto è praticamente prego? No. Io mi auguro di sì. Noi abbiamo vigilato per quanto possibile nei termini appunto normativi, affinché tutte le cose naturalmente decise dalla Giunta ovviamente siano state rispettate, e quindi speriamo e ci auguriamo che sia stato valutato da voi in maniera positiva. Volevamo salutarvi, mi rendo portavoce anche del Presidente, che ha avuto un impegno e non è qui presente con noi. Ecco, tutto qui. Grazie dottoressa, e i nostri ringraziamenti naturalmente anche al dottor Sicchirollo, che abbiamo apprezzato.
Grazie mille, buona serata. Grazie a voi. Buona serata, consiglieri, al prossimo Consiglio Comunale di maggio, fine maggio probabilmente. Buona serata a tutti, grazie. Stasera il microfono. Stasera sono stati veloci. Ascolta, è merito tuo che dura così poco, c'è la calma. No, allora scrivono vero. In questo personale mi dice, no, ma non è...